diciamo, siccome noi non ci facciamo mancare nulla, poi vi faccio vedere un trailer perché parte una nuova trasmissione dal 1° giugno, la domenica, bellissima, noir, ma prima parliamo con i 2 minuti con il vice segretario nazionale UGL Polizia, Raffaele Padrone. Tra le altre cose, noi per Civico 37 domani sera alle 21:30 andremo a parlare della polizia e vi proporremo insomma tutto quel servizio speciale che abbiamo fatto per il 163esimo anniversario di fondazione. Vedremo poi i NOx, i GIS e quant'altro in azione con documentari veri della Polizia di Stato e commenteremo anche cos'è oggi la polizia in Italia. Prego il nostro commisso, Alberto Commisso. La promessa di Matteo Renzi: assumere 2500 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri. Lei che rappresenta l'UGL non solo a livello provinciale ma anche regionale e nazionale, come ha preso questa notizia? Serviranno sul territorio? Innanzitutto sono promesse e speriamo che siano portate a casa almeno queste promesse. Il problema è che non si dicono quanti ne mancano, perché ne mancano già 12.000 e oltre al tutto 2014-2015, quindi dobbiamo ancora completare l'anno. 2.500 su 12.000 che ne mancano, non ci viene detto, oppure non si dice quanti ne vanno in pensione, è niente, nulla. È nulla, assolutamente nulla, quindi questa è una cosa che non ci basta, lo dico chiaramente, caro commisso. Sicuramente voi avete visto i dati che sono apparsi anche alle feste della polizia nelle varie città e anche a Pordenone. Sono i dati a cui non crede il direttore sicuramente, ma dati che non credo mai anch'io, perché i dati sono quelli che vengono forniti sulla base di chi si rompe le scatole e dice oggi vado a denunciare, ma c'è anche chi si vergogna di far entrare la polizia o chi per esso insomma nei propri appartamenti a fare delle identificazioni. Questo è pacifico. C'è gente che gli rubano la radio e non lo dice, oppure gli vanno in casa per vergogna non lo denuncia, e quindi noi diamo questi dati. Il Ministero, per la prima volta diciamo che il Ministero ha detto che sono aumentati i furti, no? In tutte le... È calato le violenze sessuali. Mi auguro, Pordenone ancora tra virgolette, io non ho mai detto che è un'isola felice, però attenzione che mi pare che le cose stiano prendendo un verso diverso. Come diceva il direttore, questo è uscito, è scappato, gli hanno dato 10 anni con tutte le buone, il terzo, riduzione, gli avvocati sanno giocare su questi numeri. Fra 4 anni lo vediamo fuori, abbiamo visto gente ammazzata dai genitori, quindi questa è l'Italia, quindi insomma credo che la situazione sia ben chiara a tutti e ripeto, fino a quando giustizia, magistratura e forze dell'ordine non troveranno una quadra, le cose credo che siano sempre peggio. Questo è 3 miliardi e mezzo di tagli al comparto sicurezza. Grazie Raffaele Padrone. Grazie a voi.